Sono stati svolti a Porto Empedocle dei servizi congiunti di controllo straordinario del territorio congiuntamente al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento. Alle operazioni hanno partecipato gli equipaggi della sezione della Polizia Statale di Agrigento, l'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. L'attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione di reati predatori dello spaccio e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché al controllo degli esercizi commerciali, ha prodotto i seguenti risultati. Sono stati effettuati controlli amministrativi presso 5 esercizi, di cui 4 per la somministrazione di alimenti e bevande a una sala giochi. Nel corso di questi controlli sono state elevate 4 sanzioni amministrative per mancata esposizione della tabella del listino prezzi, mancata esposizione della tabella sui tassi alcolemici, mancata emissione dello scontrino fiscale, violazione degli obblighi inerenti alla rintracciabilità degli alimenti. Relativamente al riscontro di quest'ultima violazione è stato anche disposto il sequestro amministrativo per un totale di circa 60 kg di alimenti privi di tracciabilità, pesce congelato, pane, prodotti di pasticceria congelati, conserve varie, salumi, formaggi, panini e tramezzini farciti, zucchero a velo, ghiaccio e granita. Le unità cinofile hanno consentito di rinvenire e sequestrare 165 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e un paio di forbici intrise di sostanza stupefacente. A seguito di tale attività, 2 persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono stati inoltre controllati 41 veicoli e 86 persone. In seguito a tali controlli sono stati conseguiti i seguenti risultati: 15 verbali di contravvenzione al codice della strada, 2 patenti di guida ritirate, 2 carte di circolazione ritirate, un veicolo sequestrato amministrativamente. L'intensificazione dei controlli ribadisce l'impegno costante delle forze della polizia, degli enti locali nel tutelare la sicurezza pubblica, assicurando il rispetto della legalità sul territorio.